Buongiorno, buongiorno cari amici, abbiamo ospite oggi di Energy On Air il nostro amico, il nostro grande conoscente dell'ambiente, onorevole Pecoraro Scanio, che è qua con noi a Verona oggi, al quale porgiamo subito una domanda. Ma questo mondo green, questa green economy, avrà un futuro? Sta decollando? Vera green economy, cioè il futuro che poi sarà, io direi, più una green society, cioè in realtà dobbiamo pensare che è la società che deve diventare più ecologica e sostenibile. Il fatto che il futuro lo dimostrano poche cose, la crescita di tutto ciò che è il settore delle vere rinnovabili, che devono essere sostenibili, quindi per esempio bisogna molto investire sull'autoproduzione. Io proprio oggi lancerò, come dire, una campagna a cui dovreste aderire, che è quella la libertà di accumulo. Non si capisce perché in questo paese non possiamo essere liberi di accumulare l'energia che produciamo. Assolutamente d'accordo. Ecco, quindi libertà di accumulo. Peraltro io sono favorevole all'incentivo all'accumulo come esiste in Germania. Sono stato recentemente a Berlino a discutere con l'Associazione degli Industriali Tedeschi delle Rinnovabili, che hanno invece una posizione, diversamente dal casino italiano, molto favorevole a sostenere l'accumulo. Dobbiamo fare in modo che le persone abbiano la libertà di prodursi energia. Questo è un pezzo.